Buongiorno e benvenuti a questo nuovo spazio della Piazza Web pensato per dare voce ai territori e ai loro protagonisti. Oggi siamo con il vice sindaco del comune di Portotolle, Silvana Mantovani. Buongiorno. È venuta oggi qui a parlarci di un'iniziativa molto importante per il vostro territorio. Di cosa si tratta? Allora, a settembre, in questa mensilità, del 21 al 23 settembre, ci sarà la festa del riso. È l'8ª festa del riso, quindi 8 anni che Portotolle organizza questa festa. È una bella festa e da quest'anno è itinerante, non sarà nel centro di Portotolle, nella frazione di Catiepolo, in questi ultimi anni si è fatta in quella località lì, ma inizierà e ritornerà ad essere itinerante nelle frazioni del comune di Portotolle. Quindi per dare spazio proprio a tutto il territorio, non solo a una parte limitata. Sì, la festa è stata ideata 8 anni fa appunto dall'allora assessore alle politiche agricole, che adesso è sindaco tra l'altro, per valorizzare le frazioni, non solo le frazioni ma quelle che sono proprio le aziende agricole e quindi la nostra cultura contadina. Saremo a Santa Giulia in un'azienda agricola che ci ospiterà, l'azienda agricola Rosetti, e là ci saranno questi 3 giorni di festa per valorizzare i prodotti tipici dell'agricoltura, ma in particolare il riso. Perché proprio il riso? Beh, il riso è stata una delle culture più importanti a Portotolle a partire dal 1700. Si è fermato un attimo intorno agli anni 50 e poi prima del 2000 è ritornato perché il riso è un prodotto di eccellenza e proprio perché il nostro territorio ha un grado di salinità maggiore, coltivarlo ci si è accorti che appunto questo prodotto è diventato un prodotto di eccellenza, riconosciuto, IGP, e quindi un prodotto da valorizzare. Io che sono l'assessore alle politiche agricole ho questo dovere da compiere e quindi vorrei compierlo attraverso anche queste manifestazioni di valorizzazione. Diciamo qualcosa di questa manifestazione. Io credo che sia molto molto bella. Spero prima di tutto che arrivino in tanti per la visitazione di Portotolle, perché noi insistiamo molto sul turismo e sulle attività legate alla pesca, all'agricoltura, e questo è uno dei fattori più importanti. La festa inizierà il 21 al pomeriggio, quindi venerdì inizierà, ci saranno gli sbandieratori, ci sarà un trenino di visitazione, andremo anche a una pileria del territorio dove appunto si fa riso, si fa farina. Alla sera ci sarà un bel concerto, il gruppo si chiama Insirada, che è un nome dialettale, e un gruppo di cantautori. La parte più importante, che considero più importante, ma la festa è bella per tutti i 3 giorni, è il sabato, che ci sarà un convegno dal titolo Il riso, bontà italiana, eccellenza polesana. Un convegno mi pare per esperti, quindi c'è sia la parte dedicata alla comunità, al divertimento, e anche una parte proprio di settore. Certo, si parlerà del terreno, qual è il terreno più adatto e quello meno adatto per il riso. Ci sarà un cuoco che parlerà appunto di riso e un tecnico appunto che parlerà un po' della storia del riso sul territorio. E ovviamente noi speriamo che questo convegno porti a un certo interesse e approfondimento proprio su questa realtà territoriale. Poi diciamolo, non c'è festa senza stand gastronomico. Questo è il valore aggiunto. Mi permetto prima di parlare dello stand, di fare un ringraziamento veramente importante. Il ringraziamento in generale ai volontari, perché abbiamo tanti volontari che sono rappresentati dai comitati fiera e dalle associazioni che ci supportano. Infatti in questa manifestazione, che è curata e organizzata dalla Proloco locale, una grossa realtà devo dire, ci saranno anche alcuni comitati fiera e mi piacerebbe anche valorizzarli richiamandoli, perché ci sarà il comitato di Santa Giulia, frazione ospitante la manifestazione, Donzella, Cavagnari, Polesini e Camerini. Poi ci saranno 2 associazioni, i Calabroni e l'associazione Amici del Tartufo Polesano. Insieme a loro alcuni ristoratori e agriturismo faranno da mangiare, e vi dico che la gamma di risotti a disposizione non riesco neanche a ricordarla, e se me lo chiedete devo leggerla, quindi guardate, proviamo a leggere. La proviamo a leggere. Allora, ci sarà l'insalata di riso con frutti di mare. Sì, quella non può mancare. No, assolutamente. Anche se ormai l'estate ci sta abbandonando, però sempre piacevole. Bene, esatto. Poi risotto con radicchio, salsiccia e gorgonzola, risotto con cozze e crema di zucchine, risotto di frutta secca e gorgonzola, risotto cabernet, taleggio e speck,
risi e fasoi duri, e dopo spiegherò qualcosa, risotto al tartufo nero, quello polesano ovviamente, risotto agli agrumi, lime e arancia, risotto con lupini di mare, dette in dialetto bibarasse, risotto di go, detto ghiozzo, risotto al nero di seppia, risotto al branzino, risotto al pescatore, e poi ci saranno polpettine di riso e quinoa, polenta di riso e seppioline, e i dessert tenerina crostata dolce e salame, sugli d'uva. Il menù sarà senza glutine. Quindi per tutti? Assolutamente, insomma quasi tutti. Abbiamo cercato, visto che si parlava di riso, di avere un occhio di riguardo per intolleranze e la celiachia, insomma. Quindi. Mi ha detto che c'è un piatto in particolare che sì, le sta un po' a cuore. Ma sì, anche perché se qualcuno legge il programma legge risi e fasoi duri, cos'è sta roba, dice, no? Abbiamo proprio voluto, perché siamo nell'ambito contadino e vogliamo richiamare anche un po' la parte dialettale, che è molto simpatica, immagino, su questi eventi. E la parola dialettale risi e fasoi duri, che in italiano sarebbe riso alla cannarola. Allora il riso ovviamente si capisce, la cannarola richiama la canna, perché quando i contadini appunto facevano questo riso non lo facevano per la giornata, ma facevano grossi pentoloni e quindi grosse quantità, perché durava una settimana, ha una grossa tenuta il nostro riso, e quindi ogni giorno lo riscaldavano, lo facevano saltare, ed è questa la bontà, perché il riso viene saltato, e lo si scaldava attraverso il focolare, e la canna, che appunto è tipica delle nostre zone, scaldava appunto questo riso, no? Il fuoco veniva alimentato con la canna, e quindi risi alla cannarola, in dialetto risi e fasoi duri perché vengono saltati. È un valore aggiunto e va detto e va valorizzato. È la valorizzazione delle tipicità. Esatto, di una volta, anche rimane insomma ai tempi che furono. Esattamente, no? Anche questo è importante per la comunità, ricordare il passato. Assolutamente. Per affrontare il futuro. Ma come valorizzazione territoriale proprio, anche perché avremo le mundine che canteranno, i fioi della veccia del camello. Perché la veccia del camello? Perché questo gruppo folcloristico maschile, gruppo femminile e maschile, nei canti di questua, quelli appunto periodici durante l'anno, soprattutto per la Befana andavano per le case appunto a cantare, e per un soldino o qualche cosa di materiale. E appunto ci saranno anche questi canti folcloristici che lieteranno queste 3 belle giornate. Non c'è solo questo, c'è dell'altro, però insomma ricordo soltanto i mercatini tipici, ci saranno i prodotti tipici, il riso e quant'altro, poi mostre fotografiche, pedalate, escursioni in barca, la scuola di arcieri, ho già detto gli sbandieratori, e poi animazioni per i bambini, quello non può mai mancare. Ecco, se volessimo cercare su internet il programma, dove lo troviamo? Beh, ovviamente su Proloco Porto Tolle c'è tutto, assolutamente. Adesso in rete anche sta viaggiando questa festa, speriamo che tutti condividano anche il valore di questa festa e sia pubblicizzata al massimo. Vi aspettiamo, aiutateci a valorizzare i nostri luoghi, perché vedrete che Santa Giulia vi affascinerà, è proprio sulla Sacca degli Scardovari, e il trenino il venerdì e il sabato vi aiuterà a capire quanto è bello il nostro territorio. Ecco, lei prima, per concludere, ha parlato delle associazioni, la Proloco e altri che vi aiutano a realizzare questo evento. Sì. In generale, quanto è importante questo contributo in questo evento, ma anche in tutto l'anno? Insomma, le associazioni sono un po' il cuore pulsante, a partire dalla Proloco di un territorio, no? Sì, il fulcro ovviamente di Porto Tolle è Proloco come proprio organizzazione, IAT e quant'altro, però ovviamente nelle frazioni si sono organizzate da tanti anni, i comitati fiera, che appunto supportano la loro territorialità, la nostra territorialità, e quindi le frazioni attraverso tanti eventi. Ogni frazione ha la propria sagra, ma sagre importanti con tanta influenza, e i turisti ritornano perché le feste paesane sono organizzate bene, sono organizzate col cuore, e il plus valore di queste organizzazioni, non soltanto della festa del riso, ma di tutto quello che viene organizzato in sinergia con il mondo del volontariato, risulta molto efficace. La gente lo sente perché le associazioni appunto lavorano col cuore, non guardano un altro. Per loro la valorizzazione del loro territorio, del nostro territorio, è fondamentale. E diciamo che nell'epoca dei social è importante scendere in piazza e riscoprire la comunità, che questi eventi sono importanti in questo assolutamente senso. Sì. Per concludere riepiloghiamo l'appuntamento, dove, come, quando la festa del riso a Porto Tolle. Certo, allora vi aspettiamo tutti per un bel divertimento, e all'insegna proprio della vita contadina nel territoriale, della visitazione del territorio, per un bel convegno. Vi aspettiamo a Santa Giulia di Porto Tolle
dal 21 al 23 settembre presso l'azienda agricola Rosetti, la via Longo 72. Ci saranno le indicazioni dalla Romea fino all'azienda, in modo che i turisti e appunto gli ospiti che verranno per questa bella festa avranno delle indicazioni molto chiare, sarà semplicissimo trovarci, quindi venite, vi aspettiamo, sicuramente rimarrete stupefatti da quanto bello è ritrovarsi in modo semplice come si faceva una volta. Questa è l'8ª festa del riso di Porto Tolle. Ringrazio il vice sindaco Mantovani, ringrazio voi per essere stati con noi, vi aspetto per la prossima puntata di questo spazio dedicato al territorio e ai suoi protagonisti.